Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Palermo, la retata antimafia di martedì ha svelato l'esercito ricostituito da Cosa Nostra. Giovani, donne, esperti in nuove tecnologie. Il presidente del centro dedicato a Don Puglisi, Maurizio Artale, non usa mezzi termini, centinaia gli adolescenti pronti a diventare mafiosi. A Gela allarme cocaina, un giovane su 4, anche minorenne, ha provato la sostanza stupefacente. Il sindaco di Stefano annuncia un'iniziativa senza precedenti, test antidroga per amministratori e consiglieri comunali. A Messina 2 inchieste investono il Policlinico Universitario, indagini sulle attività professionali svolte in privato da medici assunti nelle strutture pubbliche e un'accusa di mobbing e molestie sessuali. Etna ha sorvegliato speciale per l'attività esplosiva del cratere di Sud-Est anche con lanci di cenere, ripresi regolarmente i voli all'aeroporto di Catania. Ryanair intanto decide nuovi investimenti in Calabria lasciando indietro la Sicilia. ST Microelectronics, cassa e integrazione per 2.500 dipendenti dello stabilimento di Catania, ma il sindaco trentino rassicura, il ministro Urso mi ha parlato di situazione sotto controllo. Intanto la multinazionale conferma gli investimenti in un nuovo impianto, sempre a Catania. Dopo l'ottava di Sant'Agata all'Arcivescovo Renna, se ci comportiamo male, la processione non serve a nulla. E ancora a Catania insorgono i ristoratori per la ZTL al Castello Ursino. Non duriamo più di altri 2 mesi. Sanremo straordinario, Alessandro Gervasi, il pianista prodigio di soli 6 anni, nato nel Trapanese, che ha suonato Champagne, sarà Peppino Di Capri bambino nella fiction dedicata al cantante. Stasera all'Ariston, gran ritorno dei Duran Duran. Calcio, il Catania vuole il bis, dopo la vittoria di Monopoli riceverà al Massimino la Casertana. Toscano recupera Quaini e Frisenna, ma dovrà ancora fare i conti con le assenze. Bentrovati, scoperto a Palermo il nuovo esercito di Cosa Nostra. Giovani, donne, esperti in nuove tecnologie. Il presidente del centro Padre Nostro di Palermo, Maurizio Artale, non nasconde la preoccupazione. Alleviamo centinaia di adolescenti pronti a diventare mafiosi. Marco Gullà. Giovani, conoscitori delle nuove tecnologie e assetati di mafia. Il profilo del nuovo affiliato a Cosa Nostra è emerso nel corso dell'ultima operazione a Palermo che ha portato in carcere 181 persone è proprio questo. Oltre metà degli arrestati nel blitz ha meno di 40 anni. La nuova leva, i nuovi mafiosi. I più capaci gestiscono la droga all'ingrosso e i centri scommesse illegali. Gli altri ingrossano le fila dei picchiatori e dei taglieggiatori. E poi ci sono le donne. Nella vecchia mafia avevano ruoli marginali, defilate, ma accanto ai padrini. Adesso invece hanno funzioni da boss, come Jessica Santoro, 33 anni, affiliata a Porta Nuova, e Concetta Profeta, 45 anni, di Santa Maria di Gesù, abili a raggiungere posizioni di potere nello scacchiere dei 2 mandamenti mafiosi di città. E poi gli adolescenti, sempre più ammaliati da Cosa Nostra, come quelli che hanno danneggiato la mostra di foto nella piazza intitolata a Padre Puglisi, che vediamo. Non riusciremo mai a sconfiggere la mafia se non togliamo l'acqua dall'acquario del pesce, come si diceva una volta. Questi bambini crescono con l'idea di essere impunibili. La sfida che lancia il ragazzo che viene in qualche modo ripreso dall'anziano, dove gli dice: ma tu chi sei, che ti interessa? Se vogliono ci sono le telecamere e mi vengono ad arrestare. Questo è una cosa che non può continuare a esistere. Allora io penso che questi ragazzi hanno bisogno che ci sia uno Stato forte che gli faccia capire che sono nella strada sbagliata.
A Gela un giovane su 4, anche minorenne, fa uso di droghe. È l'allarme del procuratore Vella dopo l'operazione che ha smascherato un fiorente mercato, soprattutto di cocaina. Il sindaco Di Stefano annuncia un'iniziativa senza precedenti. Test antidroga anonimi e volontari per amministratori e consiglieri comunali. Un segnale forte per una città che affronta un'epidemia silenziosa. Gerry Italia. Cocaina ovunque, prezzi in calo e clienti sempre più giovani. L'indagine della procura e della polizia ha scoperchiato una realtà allarmante. A Gela la coca è diventata routine anche tra i ragazzi. 1 su 4 l'ha provata almeno una volta, attirato da minidosi, promozioni e pure dalla possibilità di farsi consegnare la droga a domicilio. Un quarto degli studenti anche a Gela ha utilizzato almeno una volta nella propria vita una sostanza stupefacente illegale. Noi facciamo attività di repressione, cioè agiamo dopo che è stato commesso un reato. Questo è un fenomeno che è estremamente grave, oggi forse sottovalutato di più rispetto al passato, in cui bisogna ricominciare a fare prevenzione. Tra i clienti anche avvocati, politici, imprenditori, professionisti, e il prezzo continua a scendere, segnale che di coca ne gira tantissima nonostante i sequestri. Nonostante le 20 tonnellate sequestrate l'anno scorso, il prezzo della cocaina continua a essere relativamente basso rispetto agli anni scorsi. Questo vuol dire che la quantità di cocaina in circolazione è enormemente superiore a quella sequestrata. Un fenomeno che secondo le istituzioni va affrontato non solo con la repressione ma anche con un messaggio chiaro. Per questo il sindaco Di Stefano ha deciso di partire dalla politica. Test antidroga anonimi e volontari per amministratori e consiglieri comunali in collaborazione con l'ASP. Un gesto simbolico ma che punta a rompere il silenzio su un'emergenza che non può più essere ignorata. Dobbiamo rassicurare i nostri concittadini che gli amministratori che hanno votato sono amministratori che non fanno uso di sostanze stupefacenti, ma non per l'uso in sé, perché come diceva bene il procuratore, così si alimenta la mafia. Lasciamo Gela. A Messina 2 inchieste investono il Policlinico Universitario. Indagini sull'attività in studi privati di medici assunti nelle strutture pubbliche e un'accusa di mobbing e molestie sessuali. Francesco Triolo. 2 indagini indipendenti e separate scuotono il Policlinico Universitario di Messina. La prima inchiesta nasce nei mesi scorsi ed è stata portata avanti da Carabinieri e Guardia di Finanza sull'attività extramoenia dei medici assunti in strutture pubbliche. I militari nei giorni scorsi hanno fatto visita ad alcuni studi medici privati della città e della provincia, tra Barcellona, Milazzo, Sant'Agata Militello e Ortoliuzzo, e poi si sono recati nel reparto di chirurgia plastica del Policlinico Gaetano Martino. I militari hanno acquisito una corposa documentazione che, secondo indiscrezioni, farebbe riferimento all'attività intramuraria ed extramuraria effettuata da alcuni professionisti. A quanto pare il caso del Policlinico, gestito dalle sostitute Anna Maria Arena e Giorgia Spiri, con il coordinamento della procuratrice aggiunta Rosa Raffa, non si sarebbe limitato al solo reparto di chirurgia plastica, ma sarebbero stati effettuati altri controlli ed acquisizioni di atti anche in vari altri reparti dell'azienda ospedaliera. La seconda inchiesta nasce invece dalle accuse messe nero su bianco in 2 querele presentate all'autorità giudiziaria tra novembre e gennaio da 2 donne e che hanno portato alla sospensione di un dirigente dell'azienda ospedaliera accusato di mobbing e in qualche caso anche di molestie sessuali. Queste indagini sono all'inizio, si stanno raccogliendo le testimonianze e verificando con scrupolo le accuse delle presunte vittime, che saranno presto sentite dai manager del Policlinico, che nel frattempo in via cautelare hanno già provveduto a sospendere il dirigente dall'attività per 30 giorni in attesa di vedere anche gli sviluppi giudiziari della vicenda. Catania distrugge, scaraventandole a terra, le attrezzature informatiche dell'ospedale San Marco, poco prima di essere dimesso. Il giovane era agli arresti domiciliari per minacce, atti persecutori ed estorsione, e la sera precedente ai danneggiamenti era arrivato in ambulanza per un'eccessiva assunzione di tranquillanti. Continua l'attività eruttiva dell'Etna, che rimane un sorvegliato speciale, ma torna pienamente operativo l'aeroporto di Fontanarossa, che aveva chiuso per cenere in atmosfera alcuni settori aerei. Intanto fa rumore la notizia di Ryanair, che decide di investire sulla Calabria lasciando indietro la Sicilia. Desiree Ferlito. In queste ore l'Etna è un sorvegliato speciale. Continua infatti l'attività esplosiva al cratere di Sud-Est con emissione di cenere vulcanica.
Spettacolari le immagini che vi mostriamo. La lava fuoriesce dal nuovo cratere per poi finire sulla neve. L'attività del vulcano più alto d'Europa è costantemente monitorato dagli esperti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che definiscono stazionaria la situazione. Al momento rimane pienamente operativo l'aeroporto di Fontanarossa, riaperti e subito operativi i settori di volo chiusi ieri per cenere lavica in atmosfera. Intanto tuona, come l'Etna, la decisione di Ryanair, che decide di non investire sulla Sicilia ma di puntare invece sulla Calabria, con un importante piano di espansione che comprende la costruzione di 2 hangar all'aeroporto internazionale di Lamezia Terme, per un investimento complessivo di 15 milioni di euro, che porterà alla creazione di 300 posti di lavoro. Nessuna nuova rotta né incrementi di capacità in Sicilia. Wilson ha ribadito che l'attuale tassa addizionale comunale di 6,50 euro per passeggero rappresenta un ostacolo agli investimenti, mentre gli sconti finanziati dalla Regione Siciliana sui biglietti aerei per un totale di 60 milioni di euro non solo non abbassano i prezzi, ma rischiano di farli aumentare. C'è anche Catania tra le città che i finanzieri di Brescia hanno eseguito numerose perquisizioni per una frode fiscale di oltre 365 milioni di euro nel commercio di materie plastiche. L'inchiesta ha già portato a 12 arresti in tutta Italia e al sequestro di 8 milioni e mezzo nei confronti di esponenti legati all''ndrangheta. La Corte di Cassazione ha annullato la condanna all'ergastolo emessa dalla Corte d'Appello di Catania nei confronti di Letizia Spatola, madre del piccolo Evan, il bimbo di 1 anno e mezzo morto nel 2020 per le percosse che aveva subito. La donna, insieme al compagno Salvatore Blanco di Rosolini, era accusata di maltrattamenti e omicidi. Il motivo della violenza erano futili, il piccolo Evan piangeva come tutti i bambini, il patrigno non lo sopportava e la madre avrebbe osservato senza intervenire. Il legale della donna ha sostenuto che la Spatola, semi-inferma di mente, avrebbe curato il bambino secondo le sue possibilità, ignorando le condotte violente, e per la donna adesso è in arrivo un nuovo giudizio in appello a Catania dopo l'annullamento dell'ergastolo. ST Microelectronics, cassa integrazione per 2.500 dipendenti dello stabilimento di Catania, in risposta alla crisi congiunturale che coinvolge l'azienda. Nonostante ciò, la multinazionale conferma gli investimenti nel nuovo impianto per le componenti di carburo di silicio. E il sindaco di Catania Tranchino dice: ho avuto rassicurazioni dal ministro Urso. Giusy Lazzara. La cassa integrazione arriva come una doccia fredda per i dipendenti dello stabilimento di ST Microelectronics di Catania. Per 2.500 addetti su un totale di 5.400 del sito siciliano, l'annuncio della multinazionale dell'high tech non tranquillizza e sale la preoccupazione. Dal canto suo il colosso italo-francese dice di dover affrontare un problema congiunturale legato al mercato dell'automobile, che vuol dire fare i conti con la ciclicità della produzione dei semiconduttori, che ha visto una flessione nel primo trimestre del 2025. La notizia ha messo in moto anche la politica, con il sindaco di Catania Trantino che a Roma ha incontrato il ministro dell'Industria Adolfo Urso. Ho parlato col ministro, devo dire che c'è assoluta vigilanza e il controllo della situazione, quindi si sta comprendendo quali devono essere le soluzioni in termini di governance, perché comunque l'interesse è che venga garantito il rispetto dell'occupazione nella sua interezza nella sede di Catania. Di segno opposto l'altro annuncio dell'azienda, che ha confermato di voler investire 5 miliardi nel VSIC. Attualmente nel ramo d'azienda che produce i wafer di carburo di silicio lavorano 400 persone e per loro non scatterà la cassa integrazione. Anzi, l'azienda sta puntando sul mercato dell'auto elettrica per consolidare la presenza sul mercato mondiale. Resta alta l'attenzione dei sindacati, che chiedono di fare chiarezza sul piano industriale. È necessario che il governo della regione, che il governo nazionale immediatamente istituiscono un tavolo di crisi su ST, si capisca quali sono le ragioni di questa crisi, ma soprattutto si chiariscano quello che si vuole fare in futuro nel polo produttivo catanese.
Siamo a Catania, calato il sipario sulla festa di Sant'Agata, restano impresse le parole di Monsignor Renna, che ha esortato i fedeli al rispetto delle regole. Ecco come rispondono i catanesi. Tonino De Mana. L'edizione 2025 di Sant'Agata verrà ricordata per l'ordine e la compostezza, ma anche per i richiami di Monsignor Luigi Renna ai devoti. Lo vedremo nei prossimi giorni, se la festa di Sant'Agata è andata bene. Dal mio comportamento, dal comportamento di noi sacerdoti, dal comportamento di voi che avete portato il sacco e siete stati nel cordone. Calato il sipario sulla festa, prossimo appuntamento il 17 agosto, adesso sarà importante capire se la devozione, intesa anche come rispetto per la città, sia davvero tutto l'anno. Dal pulpito l'arcivescovo di Catania ha avuto parole per i detenuti, per le ragazze madri, per l'emergenza rifiuti, esortando tutti al rispetto delle regole. Quando un figlio fa qualcosa di sbagliato il padre alza la voce, no? Quindi lui in questo caso, che è il padre della Chiesa a Catania, deve alzare la voce nei confronti dei suoi figli, che sono chiaramente i cittadini. Vabbè, ogni tanto ci vuole, come un buon padre, la carota e il bastone. Dovrebbe essere, questo qui lo scopo di un pastore, no? Noi ci auguriamo che le persone migliorino negli anni e nel tempo, no? A prescindere da chi ci dice come migliorare. È nella nostra indole evolversi, quindi si spera che accada. Sicuramente è stato di insegnamento per tutti. Un richiamo alle responsabilità per una Catania migliore, perché una volta svestito il sacco si possa continuare ad essere degni figli di Agata. Davvero dovremmo rispondere positivamente a questo appello. Comunque restiamo a Catania, no alla pedonalizzazione di piazza Federico II di Svevia. Ristoratori e commercianti chiedono la revoca della ZTL. Per loro la chiusura del Castello Ursino rischia di dare il colpo di grazia alle loro attività. Tonino De Mana. Numeri da profondo rosso e la sensazione per loro che il peggio debba ancora arrivare. La chiusura per 2 anni del Castello Ursino rischia di essere la pietra tombale sulle loro attività. Per questo motivo ristoratori e commercianti si sono dati appuntamento sotto il comune chiedendo un incontro e quindi un confronto con il sindaco Trantino. Invocano la revoca della ZTL che, secondo i manifestanti, avrebbe portato ad una desertificazione di piazza Federico II di Svevia. Noi abbiamo potuto appurare che tutte le ZTL dal momento che sono state fatte si sono desertificate. Io pago anche l'aria che respiro. Signor sindaco, deve muoversi, deve dare una sistemazione, anche che non fa la sosta, ma solo il passaggio. Quando piove, una persona non la facciamo. E tra l'altro la chiusura del Castello Ursino per 2 anni rischia di desertificare la zona. Noi per 2 anni noi ci potremmo rurare come è piegato, signor sindaco, 2 mesi, no 2 anni. Hai la sensazione che l'amministrazione Trantino non voglia fare il passo indietro? Ma da quello che è successo fino ad oggi sì. Per quanto riguarda la chiusura della piazza siamo molto uniti, perché il disastro è per tutti, chi più chi meno, siamo tutti nella stessa situazione. Titolari, cuochi, camerieri e maestranze chiedono risposte immediate, altri si sono già arresi. Con questo cartello cedesi attività che rischia di non essere il solo. Via libera in Sicilia a reddito di povertà. Ogni famiglia in difficoltà economica potrà ottenere 5.000 euro una tantum. Intanto una legge regionale approvata ieri introduce il divieto dei cellulari per i bambini. Vediamo come. Manlio Viola. Arriva il reddito di povertà per le famiglie siciliane in difficoltà. La Regione elargirà un contributo da 5.000 euro per ogni nucleo familiare per sostenere il reddito di chi si trova in povertà. Il contributo annunciato dal governatore Renato Schifani alla fine dello scorso anno adesso diventa realtà. È stato pubblicato il decreto e da martedì 25 febbraio fino al 15 di aprile si potranno presentare le domande. L'IRFIS redigerà una graduatoria in base alla quale saranno erogati i 30 milioni di euro disponibili. Al contributo potranno accedere i residenti in Sicilia da almeno 5 anni e con un ISEE nel 2023 inferiore a 5.000 euro. In base al reddito, alla composizione del nucleo familiare, alla presenza di minori oppure di disabili si attribuirà un punteggio. Chi totalizzerà 30 punti o più otterrà il contributo massimo, 5.000 euro. Fra i 20 e i 30 punti si otterranno 3.500 euro, sotto i 20 punti 2.500. Intanto ieri l'ARS ha approvato un'altra legge che riguarda i minori. Telefonino vietato ai bambini fino a 5 anni, uso
l'uso sotto controllo di un adulto dai 6 anni in poi. Multe per i trasgressori da 150 a 500 euro. La norma però non è in vigore. Si tratta di una legge voto che la Sicilia trasmetterà a Roma chiedendo ai 2 rami del Parlamento di sposarla e approvarla, visto che la competenza è dello Stato. Scienza ha osservato il neutrino più energetico di sempre, proveniente dall'universo profondo. È stato rilevato sul fondale del Mediterraneo al largo delle coste di Capopassero. Una scoperta storica, ha detto il presidente dell'Istituto di Fisica Nucleare. I particolari con Orazio Longo. In un secondo ogni cosa sulla Terra viene attraversata da miliardi di neutrini capaci di viaggiare da punti lontanissimi dell'universo. L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in collaborazione col progetto internazionale KM3NET, in una conferenza stampa congiunta con Parigi, Amsterdam e Roma, ha annunciato di avere intercettato il neutrino cosmico più forte di sempre, 30 volte di più rispetto a quelli osservati finora, con un'energia pari a circa 220 milioni di miliardi di electronvolt. E questa è la prima prova che nell'universo vengono prodotti neutrini così performanti. Perché ne parliamo? Perché oltre al valore storico in sé della scoperta, la notizia ci riguarda da vicino, perché a registrare il passaggio del neutrino iperenergetico la notte del 13 febbraio del 2023 è stato il rivelatore sottomarino posizionato al largo di Portopalo di Capopassero, a 3.500 metri di profondità. L'universo, insomma, ha fatto tappa in Sicilia. È un nuovo modo di fare fisica che ai laboratori nazionali del Sud e in altre unità dell'INFN ha portato la frontiera molto al di là di quello che era possibile a fine del Novecento. È un punto non di arrivo, di transito, ma chiaro e preciso. Cioè è una collaborazione che ha messo a punto strumentazioni avanzatissime che operano in condizioni estreme, a 3.500 metri di profondità nel mare, e funzionano. La grande domanda riguarda ora la sorgente di questo neutrino. Da quale oggetto celeste proviene e quale processo fisico può averlo accelerato a questo punto? Ma per questo ci sarà tempo per rispondere. Tanta Sicilia anche ieri sul palco di Sanremo con il piccolo pianista del Trapanese, un prodigio, e i co-conduttori Frassica e Malgioglio. E stasera arrivano i Duran Duran, l'inviata Veronica Barbarino. Signore e signori, vince il 75esimo. Scherza prima di lanciare la pubblicità Nino Frassica durante la seconda serata del Festival di Sanremo. Insieme a Cristiano Malgioglio, il duo siciliano ha portato stravaganza e comicità sul palco dell'Ariston. Tante le risate, ma anche momenti di incanto, come per il prodigio trapanese Alessandro Gervasi, il piccolo Peppino di Capri nella fiction dedicata, che al pianoforte ha suonato Champagne. Anche la seconda puntata di Sanremo chiude con un record di ascolti al 61,1% di share. C'è attesa per il grande ritorno dei Duran Duran stasera come super ospiti direttamente dagli anni 80, dopo la storica esibizione all'Ariston nel 1985. La band, guidata da Simon Le Bon, che ha segnato intere generazioni con il suo inconfondibile stile pop rock, salirà sul palco per regalare un entusiasmante medley dei loro più grandi successi. Accanto a Carlo Conti, come co-conduttrice della terza serata di Sanremo, ancora Sicilia con Miriam Leone, che si dice sui social emozionata e pronta. L'attrice condividerà il palco dell'Ariston con Katia Follesa ed Elettra Lamborghini. Breve pausa dopo il calcio e la Catania con molte assenze che si prepara alla partita con la Casertana. Vi aspettiamo. Il Catania continua la preparazione in vista della partita interna con la Casertana per provare a fare il bis dopo Monopoli. Toscano, squalificato, dovrà fare ancora i conti con le assenze. Marco Carli. Catania Casertana racconterà varie storie. Toscano squalificato lascerà spazio al suo secondo, Michele Napoli. A proposito di tecnico in seconda, a Caserta a ricoprire il ruolo c'è Michele Zeoli, vice di Pavanelle, che torna al Massimino dove ha scritto, prima con Ferraro, poi da guida della Primavera e da primo allenatore, la storia degli ultimi anni rossazzurri, dopo averlo fatto anche sul campo da giocatore. Tante storie si diceva, ma quella che i tifosi del Catania si aspettano è legata alla continuità, per mantenere lo spirito positivo in vista del finale di stagione dei play-off. Il 2-1 in terra pugliese ha regalato una settimana diversa rispetto a quelle vissute finora nel 2025.
La situazione per quanto riguarda gli uomini impiegati rispetto alla partita di domenica scorsa non sarà così diversa. I rientri sono con ogni probabilità, salvo recuperi miracolosi, solo i giocatori che hanno scontato il turno di squalifica. Dunque Quaini e Frisenna, che regalano qualche scelta in più al tecnico. Si monitorano però le condizioni di De Paoli, che in Puglia ha giocato per la prima volta in campionato 68 minuti, partite col Giuliano comprese, ed è uscito non al meglio. L'alternativa si chiama Corallo, il giovane che ha ben impressionato tanto da consentire al Catania un finale in crescendo, oppure Luperini o Frisenna insieme a Jimenez. Per il resto consueto ballottaggio a sinistra fra Raimo e Anastasio, ancora qualche allenamento per Toscano per sciogliere gli ultimi dubbi, quelli che domenica al Massimino non vogliono avere i tifosi, che si augurano un Catania pronto a continuare sulla strada intrapresa a Monopoli. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.